A oggi la vendemmia 2018 in Veneto si annuncia molto positiva. Già a partire dalla prossima settimana i primi grappoli d'uva a finire nei cesti saranno quelli delle varietà Chardonnay e Pinot per le basi spumante, poi via via tutte le altre. Le preoccupazioni casomai arrivano dal meteo che potrebbe peggiorare proprio dai prossimi giorni. Così fosse, la raccolta verrebbe anticipata per evitare problemi di marciume acido e botrite, che in alcune aree del Veneto vengono già segnalate. Il punto sull'imminente vendemmia è stato fatto a Legnaro, in provincia di Padova, nella sede di Veneto Agricoltura. Un'annata migliore rispetto al 2017 che venne in parte penalizzata da alcune gelate primaverili. Le previsioni parlano di un 20%, 15-20% di crescita della produzione della viticoltura veneta, in parte dovuta alla diversa situazione che quest'anno si è creata rispetto al 2017 e in parte dovuta ai nuovi vigneti che stanno effettivamente partendo nel Veneto. Sono quasi 100.000 gli ettari di terreno coltivati a vite in Veneto, il 90% dei quali a denominazione. Siamo la quarta regione vitivinicola italiana, previsti quest'anno circa 13 milioni di ettolitri di vino, e quarta potenza mondiale per l'export di bottiglie, 2,13 miliardi di euro, una cassaforte per i produttori, in particolare del padovano e del trevigiano. Quest'anno in provincia di Padova la crescita sarà attorno al 15%, circa 2/3 di questa crescita è dovuta alle maggiori produzioni. Ricordiamo che la provincia di Padova ha sofferto meno di altre province venete delle gelate dell'anno scorso e quindi si è riportata bene su valori del 2016. Un altro 5-7% di crescita invece è dovuta ai nuovi vitigni che sono entrati in produzione. Treviso stimiamo una crescita produttiva di circa il 20% su basi del 2017, quindi un recupero su quelle che sono state le perdite dell'anno scorso, più circa un 5% dovuta ai nuovi vigneti che quest'anno effettivamente entreranno in produzione.